Secondo me sarebbe una cosa bella e utile, però non ce la daranno mai, perché ci sono troppi interessi, non so, troppe cose che soprattutto il centro-sud non ne vuol sapere di noi, cioè dell'autonomia. Promesse tante, ma alla fine non vedo che ci siano passi concreti in avanti. A 6 anni esatti dal plebiscito autonomista, le vie e le piazze del centro di Treviso sono spazzate per lo più da un vento di sfiducia. Quel 22 ottobre del 2017 i trevigiani al voto furono 443.751, con il fronte del sì che sfondò il 98%. Sì, certo che sono andata a votare. È che sono passati tanti anni e non abbiamo avuto nessun risultato ancora. È una cosa che fa pensare. A che cosa fa pensare? Fa pensare che c'è qualcuno che non è interessato ad averla. Non ci credo quasi più, perché ormai sono passati tanti anni, anche il nostro Zaia, il nostro presidente della regione, aveva detto ve la facciamo avere questa autonomia, eccetera, però risultati non ci sono. 6 anni sono un po' tanti, quindi ritengo che ci siano dei tempi un po' troppo biblici e rimane un argomento aperto, un tema aperto che difficilmente verrà messo a terra. C'è poi il partito dei fiduciosi, qualcuno però chiama direttamente in causa la maggioranza di centrodestra. Ci credo ancora fermamente, spero che prima o poi succeda. Quello che sembra strano è che adesso che abbiamo un governo, finalmente, chiamiamolo di destra, ma insomma perlomeno di destra-centro, non sia stato portato avanti ancora sto discorso, o ripreso in mano sto discorso delle autonomie. Quindi lei rivoterebbe sì all'autonomia? Certamente sì. Ma ci crede ancora? Io sì. L'autonomia del Veneto io penso che serva soprattutto per dare, secondo me, rispetto alla nostra regione, comunque perché penso che noi veneti abbiamo molti valori. Noi ci speriamo ancora, speriamo che Zaia o chi per esso riesca ad ottenerla. Lei resta fiduciosa? Io resto fiduciosa, sì, sa, la speranza è sempre l'ultima a morire. Dipende se la politica mantiene le promesse. Secondo te? Spero di sì. E speriamo che Zaia pure mantiene i rapporti.